Sono tornate in massa soprattutto le donne. Abbiamo intercettato ieri la regina delle borseggiatrici Adriana e vuol dire che proprio c'è un ritorno di loro sia alla stazione che in tutto il centro storico. I borseggiatori non sono mai andati via da Venezia, ma negli ultimi giorni sono ancora di più. Monica Poli, dei Cittadini Non Distratti, lancia l'allarme dopo aver girato la città in lungo e in largo assieme ad un comitato analogo di cittadini spagnoli attivo a Barcellona. Assieme hanno sventato diversi scippi e spesso sono stati aggrediti dai borseggiatori. Dagli i soldi indietro e vattene via. Dai. Ok? Yeah. Ok? No, Venecia está muy peor. Per borseggiatori, Venezia è messa peggio di Barcellona e Barcellona ha più di 1,5 milioni di abitanti e decine di milioni di turisti l'anno. Parola di Eliana Guerrero della pattuglia cittadina di Barcellona, un comitato di residenti simile al veneziano Cittadini Non Distratti. Son unas bandas criminales que se mueven por toda Europa. Sono una banda criminale che si muove per tutta Europa, dice Eliana, a testimonianza del loro essere un'associazione criminale ampiamente ramificata nel continente. Per questo anche coi cittadini non distratti di Venezia c'è uno scambio continuo di informazioni. Gli stessi gruppi possono essere avvistati in tour, ora a Milano o a Venezia, ora a Barcellona o Madrid. Dai, cosa fai? Dai! Sono più aggressivi e non vogliono avere campo libero. Non gliene frega niente, sanno che sono impuniti questo è vergognoso.